Buongiorno a tutti da Vittorio Sanna, settima puntata di GP On Air. Ripartiamo insieme la nostra trasmissione, la trasmissione di Galleria Progetti organizzata con Radio Super Sound, che vuole guardare al di là del coronavirus e guardare a quella che sarà la Sardegna, che poi ripartirà subito dopo. Lo facciamo abitualmente con tre ospiti: un artista, un personaggio dell'imprenditoria regionale e un politico, qualcuno che faccia parte dell'amministrazione, che quindi veda da vicino quelle che possono essere le strategie. Gli ospiti di quest'oggi sono tutti ospiti di grandissimo valore. Partiremo con Enzo Favata, che è un musicista che negli anni ha valorizzato la Sardegna, l'ha valorizzata, le ha fatto onore girando per il mondo, continuando a farlo con le sue tournée, una ricerca costante della musicalità sarda proiettata nel mondo, ma anche un confronto costante con il resto del mondo per portare ciascuno la propria identità, quasi un modello anche di rilancio economico. Continueremo nella nostra puntata con Sergio Mibelli, che è il rappresentante dell'Autovam, quindi vi parleremo di un settore specifico del mercato che poi dovrà ripartire insieme al resto della Sardegna, anche se non si è fermato del tutto neanche in questi giorni, e concluderemo con l'assessore regionale per la difesa dell'ambiente e la protezione civile, l'assessore Gianni Lampis, che ci parlerà di quelle che sono le forze in campo per affrontare questo periodo, ma anche quelle che sono le ricette per riuscire successivamente a fare in modo che la Sardegna possa venire fuori con un grande successo, anche con quella che è la politica che serviva già prima del coronavirus per rilanciare la nostra economia e soprattutto fermare l'emorragia di giovani che sono costretti a lasciare la nostra isla. Tutto questo tra pochissimo. GP On Air, ripartiamo insieme. GP On Air quest'oggi su Radio Super Sound, l'assessore regionale per la difesa dell'ambiente e la protezione civile Gianni Lampis. Ben trovato Gianni, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Momento difficile per la regione, che sta mettendo in campo tutte le sue forze, soprattutto per quanto riguarda il controllo del territorio, e chiaramente il tuo assessorato è quello che è maggiormente coinvolto. Sì, diciamo che sia la delega alla protezione civile che quella della difesa dell'ambiente di fatto pongono le mie direzioni generali di riferimento quali punti strategici per l'ottemperanza a quelle che sono le disposizioni normative derivante in parte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e in parte dalle ordinanze del Presidente della Regione Cristian Solinas. La Direzione Generale della Protezione Civile ospita l'unità di crisi regionale, istituita a seguito dell'istituzione della unità di crisi nazionale presso il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, che vede Angelo Borrelli come guida da ormai diverso tempo. Noi partecipiamo quotidianamente a videoconferenze col Dipartimento Nazionale proprio perché c'è un dialogo quotidiano con il governo e con le strutture nazionali di riferimento. La Direzione Generale della Protezione Civile oggi con le sue 65 unità di personale coordina anche i numerosi volontari che noi abbiamo messo in campo in questo periodo. Su 6.600 volontari presenti in Sardegna sono oltre 1.300 quelli che abbiamo attivato in queste settimane. C'è un grande aiuto che ci viene riservato nei porti e negli aeroporti, nell'aeroporto di Cagliari, nei porti di Porto Torres, Olbia e Cagliari, quindi i volontari sono lì presenti per misurare la temperatura a chiunque arrivi in Sardegna. Possiamo contare sulla loro disponibilità, soprattutto in questi giorni in cui stanno arrivando i primi dispositivi di protezione individuale. Qualche giorno fa ho partecipato personalmente all'arrivo e allo scarico di 1.700 mascherine, di cui 1.700.000, di cui 1 milione di tipo chirurgico e 700.000 di tipo FFP2, che sono già state assegnate al sistema sanitario regionale, che come voi ben sapete è quello che rappresenta la trincea rispetto all'emergenza sul Covid-19, insomma. Senti Gianni, possiamo dire tranquillamente una cosa, che la gestione del territorio, visti anche i casi di coronavirus che si sono sviluppati in Sardegna, è una gestione che è andata decisamente bene. La maggior parte dei casi in Sardegna si sono verificati laddove andavano confinati
gli stessi casi, e cioè negli ospedali, nelle strutture sanitarie. Nel territorio in genere, soprattutto all'interno della Sardegna, i dati dicono di una Sardegna che è stata rigorosa e dove ci sono stati pochissimi casi diffusi. Sì, è proprio così. Noi oggi riscontriamo la buona volontà di tutta la popolazione sarda nel voler condividere ciò che le istituzioni ormai da diverse settimane chiedono loro. Noi oggi abbiamo in Sardegna 1026 casi possiamo registrare. Diciamo che qualche giorno fa ci hanno utilizzato come esempio rispetto a modalità di contenimento del virus, perché mentre la Val d'Aosta, con una popolazione molto inferiore alla nostra, ha avuto percentuali di contagio molto alte, noi invece possiamo contare su modalità di contenimento che di fatto hanno funzionato, sia perché la Sardegna è una terra in cui non ci sono aree che sono poco antropizzate, quindi le cosiddette zone interne, sia perché anche nei centri maggiormente urbanizzati comunque le comunità stanno condividendo quelle che sono le prescrizioni per il contenimento della diffusione del virus. Ci sono i dati che aggiornati a ieri notte, 151 casi. Gianni, indipendentemente dal fatto che dei casi che sono contenuti, questi dati che hai appena detto, il fatto di aver contenuto nel territorio, che c'è una situazione che è totalmente differente rispetto alla media italiana, non avrebbe suggerito, perché molti lamentano questo, una riapertura prima in Sardegna? Ma io penso che la salute delle persone, dei sardi compresi, venga prima di qualsiasi altra possibilità anche di tipo economico, che legittimamente io capisco, però oggi c'è veramente l'esigenza di consolidare la sicurezza della salute delle persone. D'altra parte c'è un dovere, che è quello delle istituzioni, affinché mettano in campo tutte quelle iniziative possibili e immaginabili per dare respiro all'economia. Il Consiglio regionale ha dato prova di grande maturità, dapprima consentendo l'approvazione di una finanziaria tecnica dove ci sono 60 milioni di euro destinati alla gestione dell'emergenza Covid. In seguito, sempre all'unanimità, lo stesso Consiglio regionale, approvando un disegno di legge della Giunta, ha messo in campo 120 milioni di euro a favore delle famiglie sarde. Questo significa che comunque c'è la volontà da parte delle istituzioni di consentire che questo periodo transitorio non crei danni più di quanti già purtroppo la nostra economia sta patendo. Senti, il territorio nostro è un territorio particolare, tu rappresenti l'ambiente, sai benissimo quali sono le caratteristiche della nostra regione, si pensa anche al dopo, il nostro hashtag è Ripartiamo Insieme. Quanto sarà importante ripartire dalle nostre caratteristiche e soprattutto fare una politica mirata a quella che è la valorizzazione del nostro territorio? Io continuo a dire, l'ho ripetuto spesso in questo primo anno da assessore della difesa dell'ambiente, che tutto ciò che oggi ci può contraddistinguere e distinguere dal resto del mondo è proprio il patrimonio ambientale e paesaggistico. Creare e credere che la Sardegna possa essere l'isola verde del Mediterraneo è il maggior motivo perché noi possiamo qui attrarre persone, perché se dovessimo competere con altri sistemi di sviluppo già presenti in altre zone del mondo, evidentemente ne usciremo sconfitti. Quindi ripartire da questo patrimonio, perché le spiagge, le coste, così come le nostre foreste, così come i nostri monumenti naturali, il nostro patrimonio archeologico, sono veramente quei temi su cui noi possiamo rilanciare la nostra economia. Io ho voluto superare in questi primi 12 mesi da assessore la concezione che la difesa dell'ambiente fosse solo quella della tutela fine a se stessa, cioè della musealizzazione del territorio escludendo l'uomo e le sue attività. Ho preferito invece abbracciare l'idea che la difesa dell'ambiente si coniugasse e si coniughi con gli interventi dello sviluppo, perché ambiente agricoltura, ambiente turismo, ambiente artigianato, ambiente è tutto ciò che oggi può rappresentare valvola di sfogo per tutte quelle iniziative economiche che nel corso degli anni magari
hanno avuto tanti innesti finanziari, parlo per esempio delle industrie, ma che troppo spesso poi hanno visto interi territori soffrire perché queste industrie e questi imprenditori troppo spesso se ne sono andati. Quindi ripartire da questi dati per invertire la tendenza. Sono ancora troppi i sardi che ogni anno vanno via dalla Sardegna. Anche nel 2019 sono circa 8.000 persone. Troppi. 8.000 persone, tra questi sono la stragrande maggioranza sono giovani. Certo. Questa è una terra in cui le istituzioni, anche la regione, investe soldi per formare i propri figli, li accompagna nel percorso di studi, e nel momento in cui noi dovremo valorizzare queste professionalità purtroppo le perdiamo perché non siamo in grado di offrire loro delle occasioni di affermazione professionale. Ecco, io penso che anche sui temi ambientali ci possa essere veramente la capacità di riconvertire questi dati e invertire la tendenza negativa di questi anni. Gianni, ti ringrazio del tuo intervento, buon lavoro come nel tuo assessorato per questo periodo, e speriamo veramente di ripartire tutti insieme e di bloccare anche questa emorragia di giovani che hai appena citato, che è uno dei nostri purtroppo dolori maggiori anno dopo anno, perché sono i nostri figli quelli che partono. Sarà una bella sfida di legislatura, ma in questo momento ricordiamoci di restare a casa. Grazie Gianni, un abbraccio, buon lavoro. Buon lavoro. AGP On Air con noi Enzo Favata. Buongiorno Enzo, come stai? Buongiorno, sto bene, relativamente bene rispetto a tutto quanto questo tsunami che ci è capitato addosso, però sto bene. Per chi non sapesse chi è Enzo Favata, sarebbe da condannare a morte. Enzo Favata è uno dei più grandi musicisti sardi che abbiamo in circolazione, che ci ha permesso di farci conoscere nel mondo. Il suo sassofono in particolare è un sassofono che ha sperimentato tantissime musicalità e continua a farlo, mi pare di capire, no? Beh, è quello che io continuo a fare, cioè non si riesce mai a fare. Del resto l'ultima nota non si è mai l'ultima nota da scoprire non sai mai qual è. Senti Enzo, tu ti sei preoccupato fin dall'inizio di comunque di fare una ricerca anche musicale che potesse avere un connotato tipicamente nostrano, pur evolvendo chiaramente la nostra musica. Sì, diciamo che una parte che è stata molto grande all'inizio della mia carriera, una parte della mia produzione artistica è legata a un'idea di sincretismo tra la cultura arcaica della Sardegna e la cultura contemporanea sia della musica jazz che della musica elettronica e anche altre cose, diciamo altre misture, diciamo, parliamo in termini diciamo di comprensione normale. Mi è sempre piaciuto mischiare, creare delle grandi insalate, visto che mi piace cucinare. Quella che viene chiamata fusion abitualmente, giusto? Sì, è una fusione tra vari stili, per cui tu troverai gli elementi della musica folclorica come gli elementi della musica, diciamo, classica occidentale, jazz in moltissimi lavori, quelli insomma che sono molto conosciuti. Poi comunque ho avuto a che fare e ho a che fare con musicisti da tutte le parti del mondo, quindi spesso registro con loro, insomma è negli ultimi 10 anni della mia carriera, che è iniziata tipo 35 anni fa, una cosetta così. Negli ultimi 10 anni li ho passati molto all'estero, tanto, per cui ho avuto anche il modo di poter lavorare con musicisti che sono dell'Etiopia, come della Cina, del Marocco, del Sud America, ma Tuareg, insomma un pochettino di cosette, un po' dappertutto. Musicisti chiaramente del nord Europa, scozzesi, insomma questa cosa è una cosa che mi piace molto fare. Poi chiaramente la gente mi conosce, per quelli che mi conoscono, Voyage a Sardegna, i concerti con tenori esibiti, oppure i concerti sulla musica sacra con Castel Sardo, Bogas and Voices, quelli che mi conoscono insomma diciamo, oppure Atlantico, diciamo quelli che conoscono la mia produzione discografica la conoscono in quella maniera lì.
Si dice che l'arte sia staccata dalla realtà, invece mi pare di poter addirittura trarre la filosofia che dovrebbe essere la stessa filosofia della nostra economia, quella di partire da quello che siamo stati per tentare di far evolvere le nostre caratteristiche e poterci confrontare nel mondo. Mi hai raccontato del tuo percorso musicale, a me è venuto in mente questa che dovrebbe essere una ricetta anche per la nostra economia. Ma io fondamentalmente credo che avere a che fare, adesso parlando come persona di esperienza internazionale, avere a che fare con soggetti che comunque il mondo lo vedono e lo vivono realmente e quindi si confrontano anche con delle problematiche, perché adesso l'ultimi miei rapporti sono con la Cina ed è un mondo immenso, difficilissimo da penetrare, anche perché non solo dal punto di vista di barriere linguistiche, ma proprio anche di barriere di protezione. In Cina non ci sono tutti quanti gli standard social che abbiamo noi, sono altri tipi di standard di utilizzo, per cui la musica non circola liberamente come nel resto del mondo, ma circola lo stesso, però con i loro standard, no? Noi abbiamo Amazon, loro hanno Alibaba, oppure hanno gli altri, adesso non mi ricordo come si chiamano, altri sistemi di vendita, cioè proprio è un mondo separato, però comunque l'idea di confrontarsi in maniera mediterranea, se vogliamo, e anche da sardo, piano piano quelle cose là stanno iniziando a essere scalfite. Questo è per quanto riguarda il mio mercato. Per quanto riguarda la Sardegna, io credo che sia fondamentale collaborare con gente che comunque il mondo esterno lo conosce e può dare una mano anche concreta, soprattutto dopo questo grande delirio e dramma, per poter nei vari campi riprendere a tirare le fila e quello che può essere, che sono l'esportazione della nostra cultura, del nostro cibo, della nostra tecnologia, tutte quante quelle cose che noi abbiamo. E invece a volte, per mia esperienza, visto che non sono proprio un ragazzino di primo pelo, visto che spesso sono stati fatti dei progetti mega grandi che poi alla fine in concreto non sono riusciti a penetrare nei mercati e soprattutto non hanno portato grande profitto per una regione così straordinaria come la Sardegna. Senti Enzo, un momento difficilissimo e mazzata terribile per il mondo artistico, che non è una mazzata solo per il mondo artistico, perché tu hai appena parlato di associazione tra il mondo artistico e il mondo turistico e di capacità di proiettare la Sardegna attraverso l'arte nel resto del mondo, quindi brutta mazzata per la Sardegna comunque. Sì, totalmente sì. Per quanto riguarda il mondo artistico, per quanto riguarda i professionisti, dico, io sono chiaramente sardo, abito in Sardegna, suono in Sardegna, nel mondo sono considerato come un musicista italiano e come musicista italiano io da febbraio ho tutte le tournée tagliate fino a luglio, cioè fino al 30 di giugno, e non erano tournée da poco. Sto parlando per quanto mi riguarda, tournée appunto in Cina, in Africa, una tournée a giugno negli Stati Uniti, insomma altri concerti, altre cose. E cerchiamo di moltiplicarlo per tutti quanti quelli che lavorano, ma non solo quelli che insomma le punte dell'iceberg, come possono essere alcuni musicisti famosi che lavorano, sto parlando anche tutti i musicisti più famosi non possono neanche produrre. Io ho la fortuna di avere uno studio a casa e quindi posso lavorare, posso studiare, ma altri no. È una situazione, per quanto riguarda lo spettacolo, disastrosa. Si stanno facendo delle proiezioni, si stanno facendo delle idee su come proseguire col mondo del spettacolo, che come tu mi hai detto, cioè, non è che noi diciamo la musica, sto parlando della musica ma anche altre cose, ma principalmente la musica è il prodotto più internazionale che la Sardegna ha dal punto di vista artistico, se non vogliamo mettere i grandi artisti visivi e qualche artista nel cinema, ma neanche tanto. Proprio la musica è il prodotto culturale e artistico che la Sardegna ha e che veramente a vari livelli sta promuovendo in giro per il mondo. E non essendo, appunto ci siamo noi, ma c'è tutto quanto l'indotto di festival, c'è tutto quanto l'indotto delle famiglie che lavorano intorno al mondo dello spettacolo, ma anche dal turismo. Quando ci sono manifestazioni appunto
io parlo della mia esperienza, poi qualcun altro parlerà anche della sua, di musica sulle bocche, che hanno comunque hanno un'idea di progetto di sviluppo territoriale, ma nel corso degli anni hanno veramente creato un sistema di attrazione turistica per la Sardegna, e col turismo /0 è chiaro che salta tutto. È chiaro che salta tutto, anche se probabilmente una ricetta potrà essere che una volta che si lancia, diciamo, l'ancora in questa tempesta e si cerca di stare un pochettino più stabili, probabilmente converrà investire su progetti come questi, sono progetti di altro tipo, nel senso che non dico di attrazione totale, ecco, non dico ma di fare... nuovo richiamo probabilmente, perché sì, diciamo che probabilmente chi ne avrà un po' di fatica saranno i grandi concerti pop, certo, che hanno un po' segnato, però sai, i grandi concerti pop hanno il loro perché. Dal punto di vista di sviluppo territoriale, per la mia esperienza di promoter culturale della Sardegna, adesso mi sto distaccando un momentino dall'artista, credo che fondamentalmente non abbiano saputo, con tutto il rispetto del lavoro che c'è stato fatto e degli artisti e di tutto quello che si fa, con grandissimo rispetto, però da un punto di vista di sviluppo territoriale non hanno stabilizzato il mercato come può essere invece, ma più che altro sono un po' diventano come un po' arrivano, fanno le cose estemporanee, certo, estemporanee, certo. Tutto quello che c'è intorno a quella cosa là viene guadagnato dal soggetto, spesso esterno, che fa accordi con i collaboratori, certo, locali, mentre invece forse questa crisi potrà determinare anche una possibilità di sviluppo diverso, appunto, intendendo questa cosa. Enzo, io ti ringrazio, il tempo è tiranno e gli 8 minuti sono volati via, ti ringrazio tanto del tuo intervento e in bocca al lupo per il tuo lavoro, sono sicuro che questa crisi aiuterà magari a portare fuori anche qualcosa di nuovo, no? Sì, lo sto facendo, infatti volevo terminare con questa cosa. Tutti gli ascoltatori, i curiosi, quelli che magari mi conoscono e quelli che non mi conoscono, io questo tempo mica l'ho buttato, sono dentro lo studio e ho aperto il mio archivio, che sono più di 300 ore di concerti in giro per il mondo, bla 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 bla, lo sto mettendo online, quindi sto, come hai detto, rinnovarsi, sto facendo la fase 3. Molti erano abituati al 45 giri, al 33, al CD, oggi c'è la musica liquida, per cui per chiunque voglia ascoltare la mia musica, anche cose assolutamente insolite, comprese quelle sulla Sardegna, vi invito a visitare un sito, Bandcamp, è scritto, si legge Bandcamp, e guardate, digitate il mio nome e ci sono una serie di album inediti straordinari. Ecco, questo è un modo come un altro per conoscersi meglio. Benissimo, ti ringrazio, Enzo, un abbraccio, buona Pasqua con te, grazie. Nostro ospite a GP On Air quest'oggi Sergio Mibelli, ben trovato Sergio, buona giornata. Buongiorno a voi. Come stai trascorrendo questo periodo? Ma io la mattina vado a lavorare. Autovam, non l'abbiamo detto. Autovam. Concessionario Ford, Moto Guzzi, Piaggio e Husqvarna. Perfetto. No, in questi giorni vengono a lavorare in ufficio, anche perché noi parzialmente siamo aperti, quindi diamo un servizio con l'officina, col magazzino di cambi, e poi abbiamo un servizio online dove chiaramente facciamo fronte alle richieste dei clienti, non ultimo anche il discorso che chiaramente oltre agli appuntamenti che prende il nostro CRM, facciamo anche qualche vendita. Riusciamo a fare anche qualche vendita online di autovetture o di usati o di mezzi commerciali. Tutto a rilento però, vero? Beh sì, il mercato a marzo è crollato dell'85%, poi chiaramente l'Italia è stato il primo paese che è andato in lockdown, quindi ha avuto queste problematiche, poi a seguire Spagna, Francia, Germania e altri paesi, che chiaramente non hanno preso neanche, non hanno neanche imparato da quello che era stato il nostro problema iniziale, quindi qualcuno si è ritrovato un po'
impreparato, un po' come noi. Sì, esattamente. Il nostro hashtag è ripartiamo insieme. Come si può ripartire dopo un periodo così lungo, peraltro, perché sappiamo che adesso andremo avanti fino al 4 maggio con grandi restrizioni, e dopo uno stop di 2 mesi? Ma io sarei ripartito dalle regioni che avevano meno problematiche, quindi sarei ripartito gradualmente, anche per monitorare la situazione, per vedere come andava. Quando ripartiremo sarà un mercato, voglio dire, ci saranno dei punti. Chiaramente il nostro modo di lavorare cambierà parecchio. Dobbiamo prendere esempio da paesi che sono ripartiti, cioè da paesi che sono ripartiti tipo la Cina. Quindi Ford, che ha chiaramente un presidio in Cina, sta già studiando i sistemi per ripartire. Chiaramente noi l'azienda l'abbiamo messa in sicurezza da subito, quindi abbiamo usato tutte le barriere divisorie, sanificazione dell'azienda, mascherine, perché la cosa che ci interessava di più era mettere in sicurezza le persone che lavoravano con noi e i nostri clienti. Si può dire che nel privato si è fatto di più che nel pubblico, anche da questo punto di vista? È difficile dirlo, però in effetti sai, i privati hanno interessi sicuramente diversi e problematiche diverse, per cui chiaramente ognuno, voglio dire, cerca di fare il suo meglio delle aziende. Noi abbiamo cercato chiaramente di adattarci a una situazione che c'è piombata, voglio dire, tra capo e collo. Tra capo e collo, così nel giro di 5 minuti ci è cambiato il mondo, perché stavamo lavorando diciamo anche discretamente bene, però sai, in Sardegna noi siamo un pochettino anche abituati al discorso della crisi, siamo sempre in crisi, quindi voglio dire da questo punto di vista abbiamo gli anticorpi e quindi troveremo il sistema per uscirne, voglio dire. Io confido molto sia sui miei collaboratori, che voglio dire anche in questo periodo si sono dimostrati molto collaborativi e sul fatto che chiaramente cerchiamo di salvaguardare il nostro territorio, voglio dire. Senti, che strategia adottare secondo te nell'insieme per tentare di recuperare un po' il tempo perso? Ma sicuramente l'approccio col cliente, quindi col nostro business, cambierà moltissimo, perché effettivamente sai, il discorso delle barriere, la situazione con i clienti, il fatto che chiaramente ci sarà un approccio diverso, quindi sicuramente il discorso della messa in sicurezza e del discorso online per noi sarà fondamentale. E chiaramente voglio dire è un fatto organizzativo, però come ho detto prima, quello che ci interessa è mettere in sicurezza sia chi lavora con noi che le persone, i nostri clienti che verranno qui per iniziare ad avere un rapporto con i nostri clienti. Secondo te questa paura che domina un po' tutti, perché è vero che c'è, come hai fatto tu poco fa, come penso anche io, che chi pensava già da prima che il territorio andava gestito diversamente a seconda dell'incidenza del virus, ma c'è gente che è assolutamente d'accordo perché è terrorizzata con chi dice di tenere chiuso. Cioè, secondo te questa paura rimarrà a lungo e condizionerà il mercato? Dipende da come ne usciamo dal punto di vista finanziario. Quindi sai, potrebbe essere anche un mercato euforico, gente che magari ho sentito c'è gente che magari ha già tirato il remo in barca, come c'è gente che ho visto, miei clienti e anche amici, persone con cui ho parlato, mi hanno detto: ma ascolta, sino all'altro giorno mi sono sacrificato, oggi verrò da te, appena riaprirete mi comprerò la macchina più bella che hai. Quindi sai, è difficile, devi fare un po' lo psicologo, perché è un po' difficile capire effettivamente quello che succederà. Certo, perché potrebbe anche viversi di più alla giornata e non pensare al futuro, visto quello che sta succedendo. Certo, è vero. Esattamente. Potrebbe, voglio dire, è un punto interrogativo. Io dico che secondo me ci organizzeremo al meglio per agevolare, voglio dire, questa ripresa,
che voglio dire potrebbe andare avanti per mesi, ma potrebbe andare avanti anche per anni, non è detto. Io non posso predire il futuro, quindi sarà difficile capire. Sarà, voglio dire, nell'intelligenza nostra capire come ci dovremmo comportare, soprattutto dovremmo usare del raziocinio, stare attenti, perché voglio dire capita voglio dire che a un certo punto poi alla fine sgarriamo, dobbiamo stare attenti a tutta una serie di cose, per cui voglio dire nella nostra intelligenza continuare così. Noi in Sardegna devo dire che da questo punto di vista siamo stati fortunati, siamo stati anche bravi, abbiamo mantenuto, perché se poi vai in paesi dove a un certo punto, in regioni dove a un certo punto dovrebbero stare più attenti e non lo sono, ho visto i dati anche di Milano di ieri che c'era il 40% di persone in più in giro, quindi sì, assolutamente sì, questo è vero, è verissimo. Peraltro c'è anche da dire un'altra cosa, che probabilmente dal punto di vista organizzativo in Sardegna abbiamo fatto anche le cose che si dovevano fare. Purtroppo la carenza, lo zampillo è arrivato nelle strutture sanitarie che hanno mostrato di non essere come attrezzature strutturalmente non pronte, perché poi alla fine tutto è stato concentrato purtroppo nelle strutture sanitarie o addirittura nelle case per anziani. I focolai maggiori li abbiamo avuti esatto, là, purtroppo. Vabbè, e lì quindi siamo riusciti a fare in modo che si arrivasse all'ospedale, ma poi è là che c'è stata la falla, certo. Sì, purtroppo, ma questo è dipeso sicuramente da una sanità che chiaramente probabilmente hanno fatto dei tagli mal gestita, voglio dire, quindi chiaramente molte volte fai dei tagli. Lo vedo dalle aziende, molte aziende con cui lavoro, fai dei tagli e voglio dire non vai a vedere la qualità del taglio, certo, perché tagliano indiscriminatamente, voglio dire magari lasci a casa uno bravo che ha sempre collaborato con l'azienda e che ha avuto passione nel fare il suo lavoro, e magari promuovi uno che non merita questo. Sergio, io ti ringrazio, è stato interessantissimo il tuo intervento, peraltro riesci a trasmettere nella tua tranquillità anche questo senso di sicurezza sulla ripresa, che di questi tempi è una risorsa. Se fosse per me riprenderebbe subito il mercato, perché sono un ottimista per natura e poi sono uno che vive alla giornata, ogni giorno lo vivo come se fosse l'ultimo. Benissimo, ti ringrazio Sergio, grazie, buona giornata. Grazie, arrivederci, buona giornata, ciao. È tutto anche per oggi, appuntamento a mercoledì con GP On Air, ripartiamo insieme, grazie.